dopo 11 anni, quello che doveva essere il riscatto di una città governata, a mio parere, molto male, basta vedere il disastro di Via Piave sulla sicurezza, basta vedere il disastro dell'overtourism, il disastro della situazione abitativa, con un sindaco inquisito, un assessore in galera, ma come si fa a perdere una partita così facile? Si fa così. Non si capacita della sconfitta del centro-sinistra alle comunali di Venezia, Tommaso Cacciari. Da anni attivista di punta a Venezia in tante battaglie, come quella vinta contro il passaggio delle grandi navi in bacino San Marco e alla Giudecca, intervenendo a Ringa, ospite di Ferdinando Avarino, Cacciari è un fiume in piena. Costruire un programma a porte chiuse, e poi per carità non era il peggiore dei programmi che poteva essere, ma costruirlo senza coinvolgere la città, costruire la candidatura senza coinvolgere la città e scegliere come candidato in questo momento, in questo paese, in questo mondo, in questa situazione, scegliere un candidato di apparato di partito duro, e questo a prescindere dalla valutazione sulla persona, che sei sicuramente persona valida, intelligente e ottima, ma come può pensare che una figura del genere possa in qualche modo appassionare gli elettori? In un'intervista al Corriere della Sera, lo zio di Tommaso, Massimo Cacciari, ha detto che questa volta anche il nipote avrebbe preso più voti. La vittoria di Venturini è stata per numero di voti molto contenuta rispetto a quelle di Brugnaro, dice Ring Tommaso Cacciari, criticando anche l'intervento del segretario nazionale della CGIL Maurizio Landini durante il comizio del 1° maggio a Marghera. E che ha detto che le tasse in questo paese le pagano i dipendenti e i pensionati. Cazzo, cioè, vero che le pagano i dipendenti e i pensionati, le partite IVA le pagano poco. Cioè la gente in questa regione e in questa città che lavora a partita IVA, in microimpresa, eccetera, quella non paga le tasse in questo paese. Poi è chiaro che Landini prende il pullman, se ne va da dove è venuto e Marghera vota al 60% a destra.